Marianna, con il numero 15 Cosaro Alessandra, con il numero 21 Ciuffoli Elena, con il numero 22 Cappellotto Alice, con il numero 23 Buzzoni Martina, con il numero 24 Onela Lilli, capo direttore signor Seletti Paolo, primo assistente Giovanni Sferruzza, secondo assistente Bassi Cristina. Ed ora facciamo sentire la nostra presenza, un bel applauso per le ragazze della nostra squadra, Ligma Nuova Pallacanestro Treviso, con il numero 0 Streri Elena, capitano, con il numero 2 Emma Franceschini, con il numero 3 Benedetta Bocchetti, con il numero 4 Fabiana Prete, con il numero 7 Marta Buranella, con il numero 9 Giamila Camara, con il numero 10 Matilde Baron, con il numero 11 Aminata Camara, con il numero 14 con il numero 19 Elea Jacquot, con il numero Nicola, capo allenatore il signor Conte Mario. La squadra arbitrale designata a dirigere l'incontro di oggi è composta dal primo arbitro signor Simone Giuliani di Vigevano, secondo arbitro signor Francesco Di Luzio di Cernusco sul Naviglio. Al tavolo abbiamo l'addetto al cronometro Giacomo Giacchin, l'addetto ai 24 secondi la signora Anna Ziero e l'addetto al referto elettronico la signora Sara Viverti. A tutti buona partita e buon divertimento. Ed ora in piedi per l'inno nazionale italiano. Buonasera dalla Pala Pascale di Treviso, buonasera per quanto riguarda
il campionato di Serie A2 femminile con la formazione trevigiana, la formazione di Treviso, appunto l'IVMA Treviso, che va in campo questa sera per affrontare la formazione della E-Work di Faenza, una partita che vede sicuramente una situazione non facile per quanto riguarda la formazione di casa, che quando piove sul bagnato, bisogna proprio dirlo, la fortuna quest'anno veramente non ha assistito e non sta assistendo la formazione di Mario Conte, e in effetti dopo l'infortunio di Falensky, che ancora non è in campo, non è in possibilità di andare in campo, viene a mancare anche la capitana Elena Streri, che sabato scorso in quel di Trieste ha avuto un brutto incidente e per lei si parla di crociato, e quindi lo stop, la ferma per quanto riguarda questa giocatrice sarà sicuramente fino alla fine del campionato, e sicuramente anche qualcosa in più. In bocca al lupo e pronta guarigione per Streri, la capitana che fino all'ultimo non ha mai mollato per quanto riguarda la situazione trevigiana. Quindi è una situazione che vede numerosi rincalzi, anche perché la rosa che vediamo noi in campo questa sera è abbastanza striminzita, e il quintetto che Conte ha scelto di mandare in campo è un po' condizionato da tutto questi. Allora Bocchetti, Buranella, Baron, Jacquot e Nicora, questo è il primo quintetto che vedremo nel primo quarto. Andiamo dall'altra parte della barricata per scoprire Faenza. Un saluto naturalmente a tutti coloro che sono collegati proprio da Faenza, e per quanto riguarda gli ascoltatori, i teleascoltatori o telespettatori, appunto, per quanto riguarda questa partita. In bocca al lupo anche a loro, e naturalmente una buona visione su streamingsport.it. Quintetto confermato con Brusinonava, Zanetti, Ciuffoli, Guzzoni e Onnella in campo per quanto riguarda il tecnico Seletti Paolo, che ha scelto questo quintetto, mentre Mario Conte, come vi ho detto, ha scelto un quintetto condizionato, altamente condizionato da infortuni ed assenze anche quest'oggi. È una gara che vede l'ultima della classe, cioè Treviso, che deve vedersela contro una formazione di mezza classifica in questo caso, perché mezza classifica alta, perché c'è un quinto, sesto posto per quanto riguarda la formazione di Faenza, che si trova a gravitare, insomma, in una posizione di tranquillità per quanto riguarda il campionato e il prosieguo del campionato. C'è una rimessa in gioco con le mani da effettuare per quanto riguarda Faenza, che prova a riportarsi dalla parte opposta del campo, in campo trevigiano, per cercare naturalmente di segnare il primo canestro della partita, che ancora dopo 9 minuti e 19 non è arrivato, non arriva neanche in questo caso, perché il rimbalzo sputa fuori il pallone con Bocchetti che va dalla parte opposta e porta sulle trevigiane. Bocchetti ancora con pallone tra le mani, Jacquot che prova a mettersi in proprio, lo fa invece Baron dalla lunga distanza, palla che non entra, quindi ancora 0-0, situazione che non si smuove per questi primi minuti di gioco. Buona l'azione, eccolo qua, sono il primo canestro della partita per quanto riguarda Faenza, che timbra i primi 2 punti. Jacquot si lascia andare il pallone toccato da una avversaria, e quindi rimessa che sarà per le trevigiane. Vediamo chi se ne incarica. Se ne incarica Bocchetti con la numero 22 Nicora dalla parte opposta ancora per giocarla con Buranella. Va al tiro da 3 da buona posizione, palla che viene sputata fuori dal ferro, e nulla di fatto per i primi 2 punti di Treviso, che non arrivano nemmeno su questo tiro. E allora c'è la numero 24 Onnella che manovra il pallone, cedendolo subito al numero 1 Brusinova, con il pallone che prova a girare ancora una buona azione sotto canestro. Subisce il fallo la giocatrice numero 12 Marianna Zanetti, che andrà dalla lunetta per
vedere quello che succederà con la trasformazione o meno. No, il primo tiro libero non viene trasformato, quindi ancora nulla per Faenza, 2-0 sempre per le faentine. Mette dentro un tiro libero, 3-0, e allora Bocchetti che prova a far ripartire le sue con l'aiuto di Jacquot. Jacquot per Bocchetti ancora, Bocchetti tutto dalla parte opposta, molto bene per Buranella che poi si ferma, decide di andare dentro Baron per Jacquot ed è buona questa azione. Sono i primi 2 punti della partita per quanto riguarda Treviso. Manovra Brusna con Guzzoni ancora a trovare la giusta amalgama con Onella che torna indietro, va dalla linea dei 3, la sputa fuori, nulla di fatto, e poi invece va a correggere a canestro Marianna Zanetti per il quinto punto, 5-2 per la formazione faentina. Buranella, Bocchetti si libera della sua avversaria, la cede per Baron, poi Jacquot che si mette in proprio da sola, forse c'era il fallo, l'arbitro non dice nulla, allarga le braccia solo Jacquot, adesso è Mario Conte dalla parte opposta a parlare con l'altro arbitro dicendo che forse il fallo ci stava tutto. Si riprende a giocare con una rimessa da fondo campo per quanto riguarda Treviso con Bocchetti che serve Jacquot ancora che guarda la posizione dei suoi, può giocarla ancora Bocchetti che viene a prendersi il pallone, Bocchetti il pallone su Baron, sulla sirena, purtroppo nulla di fatto, 5-2 rimane il punteggio. Conte che predica tranquillità, ce n'è bisogno. Pensate che la panchina che vediamo conta 2 giocatrici in pratica di cambio, perché no, 3 giocatrici veramente di cambio, perché le altre 3 sono infortunate e non potranno mai scendere in campo, quindi una situazione veramente di un po' di tristezza sicuramente, perché poi ripeto, come ho detto all'inizio, quando incominciano le cose ad andare male si continua purtroppo, se non si è capaci di rovesciarle al più presto. Quindi in avanti ancora la formazione faentina con la numero 24 Onnella che va a beccarsi il fallo e va a beccarsi anche la possibilità di andare in lunetta, e così è. Onnella che va al tiro sul 7-2 per Faenza che vi dicevo gravita intorno al quinto, sesto posto in classifica di questa Serie A2 femminile. Bocchetti che fa girare per Baron ancora per Bocchetti, poi Jacquot gira bene la palla nonostante tutto Treviso, e allora Jacquot che poi vuole mettersi in proprio, sceglie di entrare dentro, scarica tutto dalla parte opposta, purtroppo la palla non è buona per il tiro da 3, e allora palla che ritorna tra le mani delle faentine che poi non si accorgono di questo pallone scagliato da una delle sue giocatrici. Allora ferma tutto, ci vuole ragionare sopra con Jacquot ancora prova ad entrare, palla indietro per la numero 22 trevigiana Nicola, Sveva Nicola, classe 2004, 8-4 intanto il punteggio, 5:35 da giocare qui al Pala Pascale di Treviso. La partita è di Serie A2 femminile con l'incontro tra Treviso e Faenza, altri 2 punti segnati da Marianna Zanetti, 10-4 la situazione per Faenza che ha preso già un discreto margine di vantaggio, 6 punti, poi a rimbalzo un po' di confusione, palla che viene portata avanti, poi c'è il fallo adesso che arriva, l'arbitro finalmente fischia qualcosa con Nicola che viene fermata, il fallo è suo. E c'è il primo fallo, secondo fallo già, con l'uscita dal campo del numero 21 Ciuffoli.
Al suo posto è entrata Sara Ronchi, che ha ceduto palla subito a Brosnova. Entra, si fa vedere molto bene, un tiro che trova il canestro. 11-4, 7 punti accumulati di vantaggio per la formazione faentina. Jacquot che entra, si mette in proprio, poi il fallo, voleva il fallo la giocatrice e anche il pubblico di casa. Così non è, 12-4 con 4 minuti e 33 da giocare per quanto riguarda questo scontro. Zanetti, fallo di Buranella. Fallo di Buranella. Vediamo, ne approfittano per parlare, per dire qualcosa, anche Conte all'arbitro, anche per muovere un po', insomma, anche per muovere un po' le acque e l'atmosfera, no? E per dare una scossa alle sue e anche, insomma, per far capire che nonostante tutto Treviso continua ad esserci, continua a giocare. Sorride infatti Conte dalla parte opposta della panchina con le sue giocatrici. Palla che non esce, Brosnova non la mette dentro, allora ci prova dalla linea dei 3 punti Guzzoni, nemmeno lei è fortunata, e allora ancora Guzzoni che manovra dalla parte di Brosnova, passi in movimento per Brosnova che viene fermata dagli arbitri. 12-4 la situazione che vede davanti la compagine faentina. Jacquot si incarica lei di portare sulla palla con Baron per Bocchetti che non trova una compagna libera e allora decide di provarci da sola. Entra, forse aveva subito anche in questo caso il fallo, poi lo stappone da parte di una giocatrice di Faenza sulla giocatrice trevigiana. Costosa la parte opposta per Guzzoni che mette dentro altri 2 punti importanti. 14-4, sono 10 i punti di vantaggio per quanto riguarda la formazione di Faenza. C'è un cambio nelle file faentine, esce la numero 23 Guzzoni, è entrata la numero 3 Ciuffoli, Caterina, che è la capitana tra l'altro della formazione, partita dalla panca. Pallone per Buranella, si attende prima di ripartire. 3:36 al termine del primo quarto. Prova a girare ancora con questa palla, Jacquot la gira bene, Bocchetti trova il tiro da 3 e cominciano a muoversi un pochino le trevigiane. 7-14, dimezzato il vantaggio per quanto riguarda Faenza, che entra molto bene con il numero 12 ancora Zanetti, che va a mettere in cesto altri 2 punti importanti. C'è l'anticipo di Onnela sul numero 7 Buranella, che adesso è a colloquio con l'arbitro. C'è un time out richiesto e quindi il parlottio di Buranella con l'arbitro viene fermato e quindi ne vogliono parlare sopra i due tecnici, chiaramente con qualche problemino in più per Mario Conte. Mi ricordo che l'Ivma è ultima in classifica, come vi dicevo, sono 4 i punti che ha collezionato in questo campionato, 17 gare, 2 vinte e 15 perse. Anche per quanto riguarda i canestri fatti, sono 997 nel computo totale appunto delle gare fin qui svolte e 1208 quelli subiti. Mentre spicca per quanto riguarda i dati di Faenza una difesa veramente buona, è la terza o la quarta del campionato con 951 canestri solo subiti, mentre 1023 sono i punti fatti dalla compagine di Faenza di coach Paolo Seletti, che è il capo allenatore.
tutto è pronto per riprendere a giocare qui al Pala Pascale di Treviso, con Jacquot che ha palla tra le mani, cerca una compagna libera, non riesce a farsi anticipare Nicora e quindi può ripartire, può provare ancora un'altra azione d'attacco la formazione di Faenza della A-Work. Buono questo pallone, molto bene, Onnela mette a canestro il 18° punto. Jacquot, Bocchetti tiene il pallone con qualche difficoltà perché il passaggio non era precisissimo. Dentro Jacquot che poi scarica fuori, Baron non se la sente da 3 ma trova i 2 punti, 9-18 per la compagine di Faenza, che è avanti appunto di 9 lunghezze sulla compagine trevisana, e c'è qualche problema nel tenere in difesa la numero 12, la Marianna Zanetti, scusatemi, classe 2008. Stop Jacquot che viene fermata inizialmente, poi Jacquot vede Baron sotto canestro e può trovare i punti che portano al raddoppio 11-20 per quanto riguarda la formazione di Faenza, avanti di 9 lunghezze. E ancora l'affondo con ottima risoluzione di Onnela, che va al punto numero 22 per la sua squadra. 1 minuto e 32 da giocare di questo primo quarto qui al Pala Pascale di Treviso, dove la formazione di casa è sotto appunto nel primo quarto. Vi dicevo, Baron, Bocchetti ancora da 3 e trova ancora mano calda per Bocchetti. Lei è un po' una specialista di questi tiri da 3, quindi li sta cercando con dovizia di particolare. Tra l'altro è riuscita anche molto bene, questi 2 tiri liberi uno dietro l'altro. Fallo, vediamo, c'è il fallo su Bocchetti da parte del numero 12 di Zanetti, mi pare, e quindi c'è il fallo guadagnato dalla compagine trevigiana, mentre Conte ne approfitta per parlare con la sua numero 22, con Nicora. Rimette in gioco ancora Bocchetti, che deve prendersi la squadra in mano. Ancora il fallo, questa volta è la capitana, la numero 3 Ciuffoli, che incappa nel primo fallo della sua giornata, il primo fallo della sua partita. Bocchetti, palla che viene rigiocata da Jacquot. Siamo agli sgoccioli del primo quarto. Buranella, palla persa, adesso commette fallo Buranella, un po' di c'era stato un fallo in precedenza, poi ha reagito e quindi pallone che viene dato per i tiri dalla lunetta alla formazione di Faenza. Va in lunetta la capitana Caterina Ciuffoli. Il primo tiro libero lo mette dentro, 23 sono i punti per Faenza e 24 adesso i punti di Faenza, 10 lunghezze di vantaggio su Treviso, sulla IVMA Treviso. Jacquot che passa il centrocampo, poi ritrova la palla, aveva avuto qualche difficoltà, però non c'è possibilità di impostare questa azione, subisce il contropiede. 24-14, ancora situazione con 10 punti di vantaggio per la formazione di Faenza. Bocchetti è solo lei che sta correndo da una parte all'altra del campo, ha portato questo pallone per Baron, poi Jacquot che vuole andare al tiro, no, poi ci ripensa, e ancora Bocchetti da 3, Bocchetti questa volta non entra, il pallone lo conquista molto bene Baron, forse c'era il fallo, gli arbitri non dicono nulla, si alza tutta la panchina di Treviso per protestare, poi il tiro arriva a sirena già suonata, per così dire, e quindi nulla di fatto. 26-14 il primo quarto per quanto riguarda la formazione di Faenza, 26-14, quindi sono 12 punti di vantaggio. Cediamo la linea per un attimo alla regia.
Stanno per rientrare le due squadre in campo, secondo quarto di questa gara del campionato di Serie A2 femminile, con una situazione che vede la IVMA Treviso sotto di 12 punti per questa gara contro Faenza. Faenza è a quota 26, 14 invece per la formazione trevigiana. Parlavo prima di infortuni, di sfortune, e adesso ci si mette anche Bocchetti, ma per fortuna nulla di grave, perché si sta solo fasciando, mi pare, l'orecchino, e quindi l'orecchio, per evitare appunto problemi. È già in campo, non ci sono problemi, quindi si può riprendere a giocare con Jacquot, che trova proprio la stessa Bocchetti, che viene a prendersi il pallone. Bocchetti lo mette in area, poi fuori ancora per la stessa Bocchetti, che viene cercata dalle compagne perché alla risoluzione del tiro da tre poi va a schiantarsi contro il muro della difesa e l'arbitro chiama giustamente il fallo, ed è il secondo fallo per la giocatrice di Faenza, area appunto di aver fermato fallosamente Bocchetti. Bocchetti dalla lunetta mette dentro il primo tiro libero, porta a 15 le trevigiane. Mette dentro anche il secondo, 16, 10 punti di distacco, 10 punti da rimontare per quanto riguarda le ragazze di Mario Conte. In avanti Faenza ancora per cercare di sbloccare questa situazione del 26esimo punto. Prova a mettersi da sola in prova, è un tiro da tre ed è un 29esimo. 29 sono i punti che vanno a timbrare le faentine. Jacquot per Buranella per Bocchetti che si ferma, cambia direzione, poi ancora Jacquot prova ad entrare, poi esce e scarica fuori con Buranella che non trova il tiro da tre, palla che viene ripresa e riconquistata dalla formazione di Faenza, che si catapulta tutta dalla parte opposta per andare al tiro da tre con Ronchi, che però non è fortunata, palla che non entra, e allora può recuperare e può riprendere palla Jacquot, che porta avanti le sue. Non si fa vedere nessuno, si fa vedere soltanto adesso Baron, che torna indietro per Bocchetti. Baron entra, si gira, però non trova il canestro. Peccato, perché l'azione era anche buona, però poi si è persa sull'ultimo istante, l'ultimo tiro. Ancora Faenza che vuole il tiro da tre, lo sbaglia nettamente Guzzoni. C'è un cambio, fuori Guzzoni mi pare, sì, ed entra dunque fuori il 23, dentro la numero 1 che avevamo già visto in precedenza, era la Broznova. Attenzione a questo pallone perso in un'azione di ripartenza difensiva. Per fortuna sbaglia anche Faenza, però Broznova vediamo se concede. No, non concede il bis, e va a trovarsi 3 punti tra innumerevoli errori da una parte e dall'altra. 16-32, 16 per Treviso, 32 per Faenza, con Jacquot che decide di mettersi da sola, trova il fallo Jacquot, e allora va in lunetta Jacquot. No, si riprende a giocare dal fondo. 7:48 per il termine di questo secondo quarto. Jacquot ancora per Bocchetti che vuole mettersi in proprio, va a servire Jacquot, che poi perde la palla in uno scontro. Attenzione alla ripartenza devastante di Broznova, che mette dentro altri 2 punti importanti. 34-16 per la formazione di Faenza, che non ha avuto problemi, in questa partita. Cerca di girarsi Jacquot, che protesta con l'arbitro che non è dello stesso suo avviso,
non c'era fallo, ha detto, e quindi nulla di fatto. Manovra bene la formazione di Faenza in velocità quando gli viene permesso. Baron che va tutto dalla parte destra del sinistro del campo con Bocchetti che serve ancora Jacquot che cerca di mettersi in proprio, va al tiro da 3 la numero 22 di casa, ovvero la Nicora, però ha sbagliato il tiro, sputato fuori dal ferro. Bella questa palla girata bene in mezzo all'area, 24 va ancora a servire un ottimo pallone per la sua compagna. Sono 36 punti, adesso cominciano a essere 20 i punti di distacco tra le due formazioni. Lo sapevamo, avevamo detto all'inizio della telecronaca che la situazione era proprio, attenzione anche a questa ripartenza da parte di Faenza con il pallone che gira molto bene, poi il ferro su un tiro completamente sbagliato da parte delle faentine. Bocchetti che viene marcata a vista perché è quella che può inventare in qualsiasi momento qualche cosa. Jacquot invece è particolarmente sfortunata anche in questa entrata, nulla di fatto, dalla parte opposta spingono ma non c'è il fallo e c'è il punto numero 38 per la compagine di Faenza. Chiama il time out naturalmente Mario Conte, che dovrà fare i conti anche con una panchina estremamente corta, cortissima è il caso di dire, e quindi dovrà tenere anche, non potranno tenere le ragazze un ritmo piuttosto sostenuto, perché poi la fatica si comincerà a sentire. 5 minuti e 45 da giocare in questo secondo quarto qui al Pala Pascale di Treviso, dove la situazione non sorride certamente alla compagine di casa. Lo avevamo detto in apertura di collegamento, piove sul bagnato e non soltanto climaticamente parlando, ma piove sul bagnato perché, ripeto, dopo gli infortuni di Falenzik che è ancora ferma e si è aggiunto quello di sabato scorso, della settimana scorsa, del capitano Streri che è rimasta infortunata in quella di Trieste, e poi con altre giocatrici manca anche Prete, la numero 4, che ci sono delle giocatrici anche influenzate, quindi c'è una panchina che è estremamente corta. Se contiamo che compare anche in tenuta pronta ad entrare, poi bisognerà vedere se potrà farlo Emma Franceschini, che anche lei è alle prese e reduce da un infortunio ancora dello scorso anno, quindi con qualche problema da portarsi avanti. Bocchetti che deve andare a superare la metà campo, Jacquot, Bocchetti con Baron che prova ad entrare, viene fermata subito, va a prendersi palla ancora Bocchetti che prova il suo tiro da 3, questa volta non è fortunato e quindi nulla di fatto per questo tiro. Dalla parte opposta è già pronta ad impostare la propria azione di gioco la formazione di Faenza con la capitana, con Brosnova che fa girare il pallone. Era buona l'intenzione di servire Cappellotto, Alice Cappellotto, classe 2005, che però non riesce a far sua la sfera e quindi nulla di fatto per la compagine di Faenza, che non timbra altri 2 punti. Porta avanti Buranella il pallone, Buranella per Jacquot che prova a tenere in piedi Treviso. Bocchetti viene dentro, aveva anche trovata, brava Jacquot che in rovesciata, diciamo così, trova questo difficile canestro da sotto la plancia e va anche in lunetta. 38-18, sempre 20 le lunghezze di vantaggio per la formazione faentina, 19 per la verità adesso, 19 sono anche i punti per quanto riguarda Treviso. 4 minuti e 32 da giocare di questa partita. Buono il lavoro difensivo da parte di Nicola. Bocchetti si ferma, torna indietro,
manca respiro, poi il servizio su Baron è anticipato da parte del numero 24 Onnela. Viene a prendersi palla Buranella che deve farsi tutto il campo avanti e indietro, adesso prova ad andare avanti questo pallone un po' velleitario da parte di Baron sul numero 22 di Treviso, ovvero su Nicora, che non riesce a far suo il pallone e quindi deve ritornare precipitosamente in difesa, in marcatura. 40-19 per quanto riguarda il punteggio e stiamo avviandoci alla fine del secondo quarto. 3 minuti e 47 mancano al termine del secondo quarto qui alla Pala Pascale di Treviso. Adesso c'è Bocchetti che commette fallo, vediamo per Bocchetti è il primo fallo, quindi va in lunetta il numero 24 Onnela. Lilli Onnela è un classe 2006, mette dentro il primo canestro e anche il secondo tiro libero, portando la sua squadra a quota 42. Bocchetti deve andare oltre la metà campo, la passa adesso Bocchetti per Buranella. Attenzione a questi passaggi in orizzontale che sono veramente dei rischi. Jacquot che vorrebbe il taglio da parte della sua compagna di squadra, non si capiscono. Adesso prova Jacquot da 3 e la mette dentro. Jacquot. 22 il punteggio per Treviso, 42 per Faenza con Onnela. Chiama palla ancora Ciuffoli che viene dentro, prova il sottotiro, niente da fare, guadagniamo un buon rimbalzo con Barone. Allora Jacquot adesso che prova ad andarsene dalla marcatura che gli sta piazzando la formazione di Faenza, poi lo sbaglio di Buranella, un lancio lungo per questo ottimo canestro realizzato da Brusnova. 44-22, 2 minuti e 25 da giocare, partita effettivamente, come abbiamo detto all'inizio, difficilissima e senza storia. Ci tengono in piedi soltanto una buona percentuale di tiri da 3 per quanto riguarda le ragazze di Mario Conte, che quantomeno da 3 insomma stiamo frombolando, come si suol dire in gergo. Va dentro molto bene Zanetti a mettere quei altri 2 punti in cantiere. 46-25 per la compagine di Faenza. C'era forse un altro fallo di Ciuffoli sulla sua si è arrabbiata un po' Bocchetti, ha perso un po' la lucidità con questa palla, si è arrabbiata perché non c'era stato il fischio dell'arbitro, ha quasi gettato via il pallone o cercando un passaggio un po' improbabile. Sono le due numero 3 che portano palla, le due playmaker della gara, che tra l'altro si sono anche affrontate verbalmente proprio sotto la nostra postazione, qualcosa si sono dette le due. Altro bel canestro per Faenza, 48-25, ancora Bocchetti, subito raggiunta dalla marcatura del pari numero, ovvero di Ciuffoli. Poi Ciuffoli va su Jacquot che cerca di andarsene 1 contro 1, subentra Bocchetti ancora sulla linea dei 3 punti, c'è il fallo guadagnato da Bocchetti, penso di sì. È una Bocchetti che sta correndo per 2, veramente. È una Bocchetti che non si è fermata da quando è iniziata la gara. Quindi tra l'altro questa volta è sfortunata nel tiro dalla lunetta, non mette dentro il primo libero. Vediamo il secondo. 1 minuto e 4 da giocare per andare all'intervallo lungo, mette dentro il
secondo libero e siamo a quota 26 per la IVMA Treviso, 48 invece per la E-Work di Faenza. Manovra Ciufoli viene attesa dalla numero 3 Bocchetti per la marcatura, poi la lascia e allora c'è ancora Brusnova che con palla in mano prova a trovare lo spirito giusto per andare di nuovo dentro. Bocchetti che si arrabbia un po' il pubblico di casa su questa sgomitata e su questo sbracciarsi della giocatrice numero 1, mi pare di Brunova, su Bocchetti. L'arbitro non è stato di questo avviso e allora ha lasciato andare Buranella, palla che va fuori e allora nulla di fatto con ancora la ripresa del gioco, ferma poi, rallentano le faentine, sono tranquillamente avanti 50-26 qui alla Pala Pascale di Treviso. Ancora un pallone scodellato in mezzo all'area e proprio c'è il 52esimo punto della formazione di Faenza sulla sirena, proprio che permette di andare all'intervallo lungo alle due formazioni sul 52-26 per Faenza. Ci risentiamo tra una decina di minuti.
Nuovamente ben trovati dal Pala Pascale di Treviso per la partita di campionato di Serie A2 femminile che si sta giocando qui alla Pala Pascale appunto di Treviso tra la IVMA Treviso, la formazione di casa, e la formazione di Faenza, la E-Work Faenza. Per il momento, dopo l'intervallo lungo e dopo i primi 2 quarti, il risultato è favorevole a Faenza, 52-26, nessun problema per le faentine di coach Seletti, che non hanno trovato difficoltà, anche perché lo abbiamo già detto all'inizio della nostra telecronaca, lo ripetiamo, insomma piove sul bagnato a Treviso, infortunio su infortunio e panchina cortissima questa sera in casa. Sulla panchina di casa appunto troviamo soltanto 3 giocatrici che potrebbero giocare in questa come sostituti appunto delle 5 partite nel quintetto base. Un fallo fischiato a Faenza, perché c'è stato questo fallo visibilissimo poi da tutti quanti, sì. E quindi si riprende a giocare con palla tra le mani per la solita Bocchetti, che ricomincia ad andare su e giù e a veramente portare palloni su palloni. Ci prova lei poi da 3, che è quella che ha le mani più felici. Adesso si fa stoppare e in difesa c'è qualche problemino che riusciamo parzialmente ad arginare, poi in qualche maniera Brosonova mette dentro 2 punti ancora, 54-26, palla che viene fatta girare sulla fascia destra con Bocchetti, che adesso si ferma, si mette in proprio e trova fortunatamente 2 punti d'oro. 28, 54-28 per Faenza. Si sta giocando il terzo quarto, ancora indecisione, poi si libera molto bene, però non è fortunata poi nel tiro. Riprende Jacquot che riconquista un pallone sotto canestro. Si riparte con Bocchetti che chiama lo schema e vuole a fianco a sé appunto un paio di giocatrici, a cominciare da Buranella, che poi gli ritorna il pallone. Bocchetti ancora che cerca di andarsene, si muove bene Bocchetti, aveva trovato anche l'inghippo giusto, poi dalla parte opposta viene presa in contropiede e c'è il punto numero 56 per la formazione ospite. Conte ne ha approfittato per parlare con Bocchetti, perché in effetti ha lanciato questo pallone. Finalmente si vede il valore di Jacquot in questa finta e con penetrazione riuscita. Brava Jacquot. 56-30, ancora il pubblico di Conegliano, il pubblico di Treviso, scusatemi, prova ad incitare le proprie atlete, anche se chiaramente il punteggio è a sfavore delle trevigiane. Guadagna Baron il pallone con Bocchetti, che fortunatamente riesce a prendere questo pallone, e poi il tiro da 3 ci premia ancora una volta ed è Nicora che mette dentro il punto numero 33 per la formazione dell'IVMA Treviso. Sulla sedia del cambio vanno 2 giocatrici di Faenza, i prossimi 2 cambi, però reagisce subito con il 58esimo punto Faenza e allora prova a ripartire ancora la formazione di casa con Jacquot che dà a Bocchetti che prova a mettersi in proprio, poi ci ripensa, palla che gira bene, ancora questo buon palleggio, stoppata su Jacquot e quindi partenza ancora per Faenza veloce con Brunova che tiene palla, poi la scaraventa dentro sotto le planche per la numero 12 Zanetti, che viene bloccata e non gli si permette di andare al tiro. 58-33, 6 minuti e 34 da giocare, il tiro da 3 si spegne e il Ferro rispedisce al mittente il pallone. Nulla di fatto, con Faenza che deve trovare ancora stimoli per portarsi sotto, con Brusnova dalla parte opposta, il numero 7 in entrata Ronchi viene bloccata, non trova il tiro realizzativo. Adesso Buranella
Buranella viene pescata in fallo, sinceramente è il terzo fallo di Buranella, sinceramente avrebbero potuto lasciare andare questo fallo, un blocco forzato, d'accordo, sì, però hanno visto la fallosità di questo gesto e quindi è stato chiamato il pallone per Faenza. 6 minuti e 2 da giocare con Faenza 58, Treviso 33. Ancora per andare al tiro non ci riescono, funziona la difesa di Treviso che costringe le faentine a perdere questo pallone e allora Jacquot adesso con palla tra le mani serve Bocchetti. Bocchetti che è marcata come sempre dalla opposta numero 3 Ciuffoli, ancora Bocchetti che chiama palla, Bocchetti scatenata sotto canestro, prova un gancio, non riesce, velleitario, poi vediamo di non commettere fallo lì, riparte Ciuffoli dalla parte opposta con in marcatura adesso Bocchetti sulla numero 24 che trova, vediamo, sì, trova il tiro. Viene assegnato il tiro, quindi sono 60 i punti per la formazione, il terzo fallo anche della giocatrice di Treviso, con il numero 24 Lilli Onella dai tiri liberi. Sbagliato il tiro libero aggiuntivo, nulla di fatto, può ripartire la formazione trevigiana con Buranella. Buranella che trattiene palla, la cede a Bocchetti, Bocchetti che chiama lo schema, vuole un po' rallentare il ritmo. Jacquot, c'era il fallo, vediamo, sì, fischia il fallo ed è il primo fallo sulla marcatura di Jacquot, può giocarla ancora Jacquot. Bocchetti la prende, la fa sua, brava per Baron che però non riesce a metterla dentro, nulla di fatto. Ciuffoli, ancora porta palla Faenza, fa girare Bocchetti in marcatura, la lascia per Buranella, poi Bocchetti che va a riprendersi il pallone, ancora Bocchetti, alla fine veramente farà chilometri questa ragazza anche in questa partita, anche in questa gara. Bocchetti da 3 ma non trova il tiro giusto questa volta, nulla di fatto e allora prova a ripartire Faenza con la numero 15 Alessandra Cosaro, poi c'è Onnella, ancora Cosaro, linea di 3, poi decide di mettersi in proprio, taglia il campo dalla parte opposta, Onnella e inizia il conto alla rovescia, non riescono ad andare al tiro per la seconda volta la formazione di Faenza e quindi permette a Treviso di ripartire. Buranella con palla tra le mani, Bocchetti. Ancora si gioca con palla che va su Jacquot, Jacquot che vuole mettersi in proprio, ci prova invece Nicola che non è fortunata, palla che prende il ferro e poi cost to cost dalla parte opposta Guzzoni trova altri 2 punti, partita che chiaramente come sentite anche dal nostro tono insomma non è eclatante, partita che si infiamma soltanto per alcune giocate delle faentine dobbiamo dire, forse per qualche giocata appunto di Bocchetti che tiene in piedi le sue, il tiro da 3 viene sputato fuori per Buranella che non è fortunata e quindi 3 minuti e 7 da giocare al terzo quarto qui al Palapascale di Treviso. Ciuffoli che prende palla e prova a portarla dalla parte opposta del terreno di gioco.
ancora per Cosaro che la getta dentro. C'è il canestro assegnato a Martina Guzzoni e poi c'è il fallo fischiato ad una delle giocatrici appunto di Treviso, ed è il secondo fallo con Bocchetti che voleva rinfrescarsi, voleva bere qualche cosa, poi ha pensato e ha visto la sua diretta avversaria che era libera e quindi è ritornata in marcatura. Ecco la Bocchetti ancora, Bocchetti con Jacquot che porta palla, poi si ferma per Buranella, Jacquot ancora per Bocchetti per Baron che decide di mettersi in proprio, va a prendersi una mezza stoppata, nulla di fatto, palla che non passa e nulla di che. 2:30 da giocare qui alla Pala Pascale di Treviso, raddoppio di marcatura, quindi riprendono palla le trevigiane con Bocchetti che prova a manovrare, prova a mettersi in moto. Palla per Buranella, ancora Bocchetti, decide di andare da sola al tiro, c'era anche quasi, palla che viene sputata fuori dal ferro. Ciuffoli, ancora Faenza, si blocca, va al tiro e trova i 2 punti. 67 per Faenza, 33 per Treviso. Jacquot tiene palla, non si muove nessuno, si arrabbia un po' Jacquot perché in effetti un po' lente nel trovare posizione, però insomma c'è da capire anche la situazione, insomma ne abbiamo parlato all'inizio della diretta con la pioggia sul bagnato, gli infortuni che ci sono, la situazione di classifica, quindi è tutto un po' che complica la vita alle trevigiane che adesso subiscono un canestro ancora più che mai pesante, 67-33, situazione che comincia a farsi veramente pesantissima con Buranella ancora per Bocchetti, cercata sempre, ha partecipato a tutta la partita, passi per Jacquot, fermata. Non sono d'accordo quelli del pubblico di casa che non avevano visto i passi. 69-33, si sta giocando il terzo quarto, 1 minuto e 2 da giocare ancora prima di andare alla quarta ed ultima frazione di gioco. Jacquot tiene palla, Jacquot che sgomita in mezzo all'area giustamente, Buranella si ferma, poi controlla la posizione delle sue compagne. Bocchetti si era fatta vedere, brava, una bella azione questa di Bocchetti per Nicola che mette dentro il 35esimo punto per la formazione trevigiana. 69-35, sta scorrendo il timer per quanto riguarda gli ultimi secondi di gioco di questo terzo quarto. Conquista palla difensiva ancora la formazione di Treviso con Jacquot che la porta nella metacampo di Faenza per giocarsi uno degli ultimi attacchi con Buranella sotto canestro, ma non arriva Jacquot, o meglio c'era l'anticipo, c'è stato l'anticipo là dentro per trovare l'ultimo tiro, non lo trova, palla che termina fuori. 69-35 è il terzo quarto appunto che abbiamo seguito per 69-35 per quanto riguarda appunto la compagine di Faenza in vantaggio anche nel terzo quarto.
Inizia l'ultimo quarto per questa gara del campionato di Serie A2 femminile, il girone dove troviamo appunto la formazione dell'Ivma Treviso, ultima della classe con 2 punti soltanto. È una gara anche quella di questa sera segnata insomma da un divario piuttosto pesante per quanto riguarda appunto le due squadre, con Bocchetti che è pronta a giocare il primo pallone del quarto quarto. Buranella, Jacquot ancora, si muove bene, fa girare palla, tutto dalla parte opposta, ancora Baron con Buranella per Bocchetti che va al tiro forzato da 3, non era in linea e quindi palla che rimbalza fuori, nulla di fatto, riparte dalla parte opposta Faenza che gira palla molto bene con Rosnova, ancora lei, voleva mettersi proprio da 3, non ce la fa, però serve molto bene Zanetti che però sbaglia altrettanto molto male da sotto e quindi nulla di fatto. Buranella deve stare attenta perché mi pare che abbia 3 falli. Jacquot va al tiro, ancora il Ferro a dire di no alle trevigiane, nulla di fatto, può rigiocare ancora questo pallone, ha cercato la numero 22 di Faenza e abbiamo sentito che non l'ha presa molto bene il tecnico Seletti con Cappellotto che le ha chiaramente detto di non giocare per il numero, insomma, di non fare scemenze, ha detto con altro tono e con altre parole, però insomma quello era, si capiva che il coach non aveva gradito il numero fatto in precedenza, tra l'altro sbagliato. Riprende il rimbalzo la formazione di casa e allora Bocchetti tutta sola dalla parte opposta, torna indietro, serve Buranella, non aveva nessuno alla sua destra, poi sull'attacco di Baron si ferma tutto perché c'è il pallone che deve essere giocato dalla formazione di Faenza che manda in campo il numero 24 Onnella e tira fuori Zanetti dal campo. Batte Cappellotto per la capitana Ciuffoli che si trova davanti la marcatura di Bocchetti, poi lasciata e ancora il tiro che va a canestro. 71 a 37, 7 minuti e 53 da giocare con questa partita che chiaramente era già segnata prima di iniziare, insomma, visto gli infortuni e visto la situazione non proprio felice in casa Treviso. 71-37, c'è da dire che comunque il quintetto che ha giocato è quello di partenza, quindi non si sono mai riposate le ragazze di Conte. Primo libero realizzato da Matilde Baron, classe 2003, ancora lei per il secondo tiro dal dischetto ed è sbagliato dalla lunetta, nulla di fatto. Ciuffoli dalla parte opposta prova ad impostare un'altra azione per le sue. Quasi riusciva a segnare questo canestro da posizione molto molto difficile. Bocchetti, ancora lei, prova a chiamare qualche schema, qualche movimento particolare. Gli va in aiuto prima Baron, poi Buranella, adesso Buranella ancora con Bocchetti. La soluzione eccola per il tiro proprio sulla sirena da parte di Buranella, palla che termina fuori, c'è il doppio cambio a rotazione di Faenza, dentro l'11 e il 23 fuori il numero 1 ed il numero 7, può ruotare naturalmente, Seletti le sue, ne ha ben donde
è una partita che è diventata insomma un allenamento, diciamo così, per la formazione faentina. Attenzione, questa palla si muove bene sotto canestro e va a realizzare Onnella. Mette dentro questo pallone che è il canestro numero 73. Jacquot per Baron, per Buranella. Buranella che si muove, Bocchetti che viene in aiuto, gira il campo molto bene, poi il numero 22 di casa, ovvero Nicola, trova 3 punti d'oro, 73-41. Giostra ancora Faenza con palla in mano per la numero 11 Milanovic, Sofia Milanovic, che tiene. È iniziato il conto alla rovescia dalla panchina, il tiro non c'entra nemmeno il ferro, quindi 5:42 da giocare, 41 per Treviso, 73 per la compagine di Faenza. Jacquot, finta a destra e a sinistra, poi la palla che ritorna, la stava per perdere Buranella, che la riconquista, passa alla metà campo, va ancora a trovarsi l'avversaria fallosamente, e poi c'è il tentativo di anticipo da parte di Bocchetti che sembra riuscito, vediamo, perché dovrebbe essere la ripresa del gioco, dovrebbe essere affidata a Treviso, quindi l'ultimo tocco era di una giocatrice di Faenza che ha messo in pallone che non cade, non si gioca, e quindi 73-41 rimane tale. Ancora Ciuffoli da indietro con Bocchetti che va a stoppare la giocatrice, ma poi lei aveva fatto passi e quindi viene fermata dagli arbitri. Per la ripresa del gioco dentro la numero 21, fuori la numero 22, quindi Elena Ciuffoli in campo, fuori Alice Cappellotto. Bocchetti ancora sempre lei con Jacquot, Bocchetti che va a pescare Baron, poi c'era forse il fallo, ma l'anticipo è stato abbastanza netto per quanto riguarda la giocatrice di Treviso. Una palla trattenuta a terra con Buranella che la tiene là, e vediamo a chi viene concessa mi pare a Treviso. Vediamo chi riprenderà a giocare. Sì, la palla era e viene data a Treviso. Tutto a posto dal tavolo, 4:39 da giocare di questo ultimo quarto qui alla Pala Pascale di Treviso, dove la IVMA soccombe ancora una volta in questo campionato. Jacquot decide di mettersi in proprio, bene, va a segnare altri 2 punti, 43 nel suo personale tabellino. Non ho tenuto questa sera nota, però insomma penso che tra lei e Bocchetti forse qualche cosina in più hanno segnato rispetto alle altre. Bocchetti, palla tra le mani, prova a liberarsi della marcatura asfissiante che gli hanno montato su di lei. Jacquot ancora prova a partire, poi si ferma, va indietro per Baron che non accetta il taglio di Bocchetti, che era partita, il tiro una mezza stoppata, e allora dalla parte opposta Buranella, ma è lunghissimo il tiro che va a colpire il ferro dalla parte opposta. 3 minuti e 41, 75-43 per Faenza, con Seletti che se la prende un po' con la sua giocatrice, mi pare la numero 15 Alessandra Cosaro, aveva qualcosa da ridire alla sua giocatrice. Parte Ciuffoli che porta palla, ancora la difficoltà di trovare la compagna libera, la trova adesso,
torna indietro, fa girare palla, si mette in proprio da sola e trova una bella entrata la numero 15, la Cosaro, che era la giocatrice che era stata rimproverata prima dal suo tecnico. Bocchetti per Buranella, Buranella per Jacquot. Jacquot si mette in proprio, vediamo se sceglie di andare al tiro, sceglie il passaggio su Baron che va da sotto e scarica fuori, bene per Buranella che mette dentro. 46-77, 46 per Treviso, 77 per Faenza, 2 minuti e 51 da giocare per quanto riguarda la partita di campionato Serie A2 femminile qui alla Pala Pascale. Fermi ancora con il pallone che viene riconquistato difensivamente dalla formazione di coach Conte. Baron per Jacquot che si ferma, dà un'occhiata alla posizione delle sue. Bocchetti che si gira, palla che rimane lì. Bocchetti non ha nessuno da servire, prova ancora Buranella, palla che questa volta non va dentro da 3 e allora può ripartire dalla parte opposta la compagine di Faenza con palla tra le mani. Gancio non riuscito del numero 21 Ciuffoli, Elena Ciuffoli. Poi c'è stato il fallo, mi pare, in effetti avevo visto bene, e quindi nulla di fatto. (47 per Treviso, 77 per la formazione), 48 adesso per Treviso, 77 per Faenza. Palla che viene portata da Ciuffoli. Ancora Ciuffoli, voleva provare il tiro da 3 ma non se la sente, fa andare questa palla che è fuori, raccolta in malo modo e entra in campo la panchina corta appunto di Treviso con la numero 9 che è Camara. E allora Camara che va a prendere il posto di Buranella, mi pare. No, Buranella è dentro di Baron. Eccola Camara, tocca il suo primo pallone della gara. 1:16 da giocare, palla che rimane lì, può giocarla ancora, pallone che però non riusciamo a mettere nel cesto e quindi nulla di fatto. 1 minuto scarso da giocare, palla che viene tirata fuori con un tiro poi raccolto, uno stop, un po' di confusione, non è certamente una bella partita per quanto riguarda il fallo, che adesso si dispera un po' Buranella perché secondo lei non era fallo di Treviso. Gli arbitri non sono del suo stesso avviso e allora si riprende a giocare per la rimessa in gioco con Ciuffoli che va al tiro da 3 lunghissimo. Buranella, poi Jacquot, passa la metà campo, Jacquot ancora che tiene palla, arriva la solita Bocchetti a dare una mano. Nicola, Bocchetti da 3, la palla non entra. Siamo agli sgoccioli di questa gara e del quarto per porre termine a questa partita che veramente è stata una sofferenza. Palla in mano, termina così, vediamo se vanno al tiro oppure lasceranno giostrare. Palla che viene ceduta alle trevigiane. Bocchetti parte e voleva andare dalla parte opposta per andare al canestro, oppure non lo so se portarla dalla parte opposta della metà campo. L'ha fatta così, l'ha posata dalla parte opposta ed ecco la sirena che pone termine a questa partita, a questa gara che, come dicevamo all'inizio, insomma, aveva ben poco da dire visto i presupposti e visto l'inizio e le formazioni e la formazione soprattutto di Treviso che abbiamo visto.
falcidiata da infortuni e da altre cose, quindi nulla di fatto. 77-48 perde l'ennesima partita la IVMA Treviso, perde 77-48 e noi ci risentiremo dalla Pala Pascale tra una quindicina di giorni. Ora scendiamo per effettuare le 2 interviste di rito ai due tecnici. Intanto buonasera e complimenti. Immagino cosa abbia detto prima della partita. Mi raccomando, non è una partita da sottovalutare. Ovviamente sì, scontati come non mai. No, la verità è, insomma, sapevamo che loro non erano in una condizione, insomma, dopo le ultime vicissitudini anche fisiche che hanno avuto, però sappiamo anche, conosciamo anche noi stessi, sappiamo che dobbiamo affrontare tutte le partite in maniera molto seria perché ci perdiamo in un bicchiere d'acqua, e quindi avevo detto alle ragazze che dipendeva molto da noi, dal tipo di approccio che avremmo avuto, non dovevamo cadere in trappola ovviamente di fare diventare una partita, certo. Ho visto che in alcune occasioni appunto ha richiamato le sue proprio su questo fatto, perché è giusto così, insomma è una partita da onorare, una partita da fare e soprattutto poi è diventato un bel allenamento, diciamolo alla fin fine. Assolutamente sì, noi siamo una squadra con un'età media sotto i 20 anni ovviamente, e quindi abbiamo bisogno anche di queste partite qua per crescere, perché non siamo ancora neanche a metà del nostro percorso in termini di potenziale che può esprimere questo gruppo qui. Stiamo facendo meglio, però c'è ancora molto margine se vogliamo pensare di toglierci delle soddisfazioni e di rendere la stagione non anonima, diciamo. Quinto, sesto posto, siete lì e poi tra l'altro guardavo i dati, siete una delle difese meno perforate. Lo dicevamo proprio all'intervallo che dal punto di vista difensivo secondo noi dobbiamo sviluppare un certo orgoglio perché stiamo facendo bene, e infatti certi passaggi a vuoto che avevamo avuto nel primo tempo non ci stavano perché sono errori di comunicazione, sono errori anche di gioventù e di inesperienza per noi oggettivamente. Si può spiegare anche così, però è ora di imparare perché gli altri non credo che ci regaleranno molto in questo senso. Poi c'è un campionato abbastanza tosto comunque, dicevo. Sì, livellato, abbastanza competitivo, puoi andare a perdere su tutti i campi, puoi andare a vincere su tutti i campi, e quindi tutto sommato è un girone, secondo me questo qui il nostro, sì, 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 molto aperto ancora, soprattutto nelle posizioni, insomma, lì a cavallo dei playoff, non si capisce, siamo tutti in un punto praticamente. Coach, in bocca al lupo e buon lavoro. Crepi e grazie mille. Grazie. Grazie a Coach Letti che abbiamo ascoltato, vediamo se riusciamo ad avere Conte, se naturalmente capisco anche la voglia la poca voglia in questo caso di Coach Conte di esprimere insomma un suo personale parere appunto su questa gara. Intanto ciao e buona serata, perché capisco che è sempre più difficile parlare, però ti ho visto anche con il sorriso e guardando poi la panchina quando sono arrivato ho detto capisco il sorriso perché cioè, d'altra parte ho detto piove sul bagnato. No, io non posso che fare i complimenti alle ragazze. Provano ogni volta con le difficoltà ad andare sopra. Giocare la partita in 5 è impossibile, oltre che essere fuori ruolo, cioè oltre che avere defezioni nel ruolo, giocare in 5 è impossibile per una questione fisica. Loro ci hanno messo tutto quello che avevano andando oltre, lo fanno anche in settimana perché comunque ti alleni anche in queste condizioni, quindi io non posso che essere contento e orgoglioso di quello che provano a fare. No, sono pienamente d'accordo con te, poi tra l'altro ho visto che questa sera il tiro da tre tra l'altro funzionava.
È una delle peculiarità. Sì, insomma, era una cosa su cui avevamo puntato tanto all'inizio, poi problemi che già sappiamo, ne abbiamo già parlato, quindi è inutile continuare ad andare. Ovviamente mettendo tutte fuori ruolo e anche loro ogni tanto potevano andare in difficoltà su alcune situazioni. Ti dico, le ragazze hanno provato a fare tutto quello che potevano fare. E qualcosa è riuscito, ovviamente con una squadra che fa del ritmo e dell'intensità la sua arma principale. Oggi dovevamo provare a rallentarle il più possibile, ci abbiamo provato a tratti, però è vero che loro giocano anche in 12 ed è difficile comunque rimanere a questo ritmo tutta la partita. Coach, ti lascio andare, a Bocchetti servirà un paio di bombole d'ossigeno perché mi pare che ne abbia bisogno. Esatto, ciao, Grazie, ciao, alla ciao, prossima, ciao. Concludiamo qui con il simpatico e sportivissimo coach di Treviso. Noi vi diamo la linea e alla prossima settimana, o meglio tra 2 settimane.